l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Un fenomeno, in diversi casi un malcostume, che è una seria minaccia alla sopravvivenza delle imprese. Stiamo parlando dei ritardi di pagamento e la situazione è in peggioramento. Così dice la rilevazione semestrale dell'Ufficio Studi di Confartigianato Veneto. Nella prima metà del 2015 i pagamenti tra imprese si sono deteriorati. Dalle interviste di 1200 aziende emerge che ben un'impresa artigiana veneta su 3, il 32,7%, denuncia tra il secondo semestre 2014 e il primo 2015 un peggioramento dei tempi in cui riescono a recuperare i crediti nei confronti dei loro clienti privati. E cala di molto, dal 9 al 4,7%, la percentuale di quanti sostengono una diminuzione dei tempi di incasso. Da oltre 20 anni combattiamo una battaglia economica e di principio, quella di farci pagare per tempo. Questo è il vero problema dell'Italia, dichiara Luigi Curto, presidente regionale veneto di Confartigianato. E non è una questione di leggi, ne abbiamo fin troppe, ma di farle applicare. Il riferimento è al decreto legislativo in materia, in vigore da gennaio 2013, che fissa il termine di 30 giorni per i pagamenti nelle transazioni commerciali. Così non avviene e il problema è drammatico. Per quanto riguarda poi la pubblica amministrazione, sembra essersi esaurito anche l'effetto forse indotto dal provvedimento sullo sblocco parziale dei crediti vantati dalle imprese fornitrici. Il 7,7% delle imprese ha infatti denunciato un peggioramento dei tempi di pagamento anche su questo fronte. Insomma, il problema c'è, si aggrava e su di esso Confartigianato torna a richiamare l'attenzione nell'interesse di tutti, perché innesca una catena potenzialmente destinata a coinvolgere l'intero sistema economico.